Ciao ragazzi, benvenuti a Bovolone, pianura veronese, dove tra poco si svolgerà la tradizionale Fiera Agricola di San Biagio, evento particolarmente atteso dai professionisti della terra perché lì si concentrano innovazioni tecnologiche ma anche spunti di riflessione e di confronto sull'andamento del mondo primario, che è quello da cui tutti dipendiamo, ricordiamocelo. È un evento che io seguo ormai da anni, soprattutto per quanto riguarda la parte dell'agroalimentare. Ma la storia che vi voglio raccontare oggi, tutta bovolonese, riguarda il primo aspetto, ovvero la produzione, l'innovazione in agricoltura. E questa è la storia di due fratelli che hanno saputo unire meccanica e agricoltura, li hanno messi insieme all'interno di questa azienda, ottenendo dei risultati a livello internazionale che francamente mi hanno sorpreso perché io la loro storia, quella che si nasconde dietro il portone del capannone, non la conoscevo. Sono stati dei grandissimi innovatori nel mondo della tabacchicoltura, perché le loro innovazioni hanno scritto pagine veramente importanti in questo ambito in tutta la filiera. Oggi vi racconto la loro storia, che è una storia sì di innovazione, una storia da nord-est mi verrebbe da dire, perché unisce talento, innovazione, creatività, rischio, ma è anche una memoria storica su quanto l'evoluzione nel mondo agricolo abbia viaggiato in questi ultimi 50 anni. Noi siamo nati in una famiglia di agricoltori e la nostra passione, il nostro cuore è rimasta ancora nell'agricoltura. Siamo partiti nel 1980 proprio anche per certe necessità familiari, quali erano purtroppo la mancanza del babbo da qualche anno e la necessità di coltivare in parte la campagna e allo stesso tempo sviluppare la nostra passione, che era quella di costruire e fare la meccanica. E proprio per questo nel 1980 insieme a mio fratello Enrico appunto siamo partiti sotto un portico, si può dire così, perché il portico era per noi la cosa diciamo che comunicava tra l'agricoltura che era familiare e quello che era la nostra passione meccanica. Quindi avete unito agricoltura meccanica. Esatto. E che cos'era la campagna di Bovolone una cinquantina d'anni fa? È tutta un'altra cosa di quella odierna ovviamente. Le coltivazioni che andavano fatte prettamente erano il mais, dopo come nel caso nostro che c'era un po' di bestiame, c'era l'erba medica, il fieno, tutte queste cose che si faceva quasi tutto, parliamo onestamente, manualmente. Ecco. Oggi è tutto un altro mondo. Poi è arrivato il tabacco e lì è stata la vostra svolta. Allora, noi inizialmente nell'80 siamo partiti appunto come riparatori e costruttori di piccole macchine sempre per l'agricoltura. Abbiamo avuto diciamo così, uno stacco perché abbiamo fatto anche qualche macchina che all'epoca c'era il biscottificio Parmalat, quella era della Parmalat all'epoca qui in paese, con cui ci siamo prestati a fare anche delle macchinarie in questo senso. Dopodiché chiaramente la nostra passione ci ha portato un attimino alla campagna perché siamo sempre stati legati a questo ed è arrivato l'evento del tabacco che all'epoca era in auge nella nostra zona e a cui ci siamo molto dedicati sia per passione sia anche per richiesta del mercato stesso. Le macchine e la terra. Maurizio le ha vissute e le vive tuttora entrambe sulla sua pelle perché ama partire da un concetto base secondo lui che non si può pensare, progettare, costruire una macchina se non sia ben chiaro intanto il tipo di lavoro a cui è destinata, ma soprattutto anche la cultura e il tipo di impegno che viene richiesto in quel specificato ambito. Lui, che quell'esperienza l'ha vissuta e toccata con mano, bisogna partire dalle mani nella terra per capire come progettare una macchina. E questo è stato anche il segreto del successo dei fratelli Mantovani, soprattutto nell'ambito del mondo del tabacco, che per decenni ha caratterizzato l'attività, la vita e l'economia agricola di Bovolone. E lì sono stati fautori e inventori di alcuni accorgimenti specifici nella produzione, da tutta la filiera, dalla raccolta fino al confezionamento, che ha fatto la differenza. Sono stati innovatori tali da affermarsi a livello internazionale. E questo perché hanno portato alcuni accorgimenti che adesso ci spiega direttamente Maurizio. Arrivando le macchine o le semiautomatiche che c'erano all'epoca in commercio per la raccolta del tabacco, che però non erano idonee alla nostra coltivazione, in quanto la coltivazione del tabacco in Verona in particolar modo, ma un po' ovunque, è molto elevata. Le macchine che arrivavano dall'estero erano per tabacco molto più basso di statura e con un'attaccatura di foglia completamente diversa. Da qui è nata la richiesta dei clienti, su richiesta anche dei clienti e nostra
conoscenza meccanica siamo riusciti nel 95 ad avere il nostro primo brevetto di sistema di stacco foglie, che è andato applicato questo sistema alla prima macchina nostra proprio nel settore, che prima si facevano modifiche, adattamenti eccetera, però da qui abbiamo capito cosa serviva. Nel 95 abbiamo avuto il nostro primo brevetto per le macchine, per questi apparati di raccolta che non erano presenti sul mercato. E questo vi ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo, o sbaglio? Certamente, ecco, da qui siamo partiti con questa macchina che è stato il nostro trampolino di lancio. Ovviamente dopodiché abbiamo perseguito nel settore del tabacco in modo esponenziale, importante, producendo altre tipologie di macchine, da quelle che sono il confezionamento, da quelle che sono il sistema di pressatura, da quelle che sono l'irrorazione, e siamo arrivati al 2000 con alle spalle un po' di medaglie e premi per le innovazioni di tutte queste macchine fatte nel percorso. Nel 2000 abbiamo avuto la svolta principale, perché abbiamo investito molto delle nostre forze sia fisiche che economiche per sviluppare la nostra prima macchina automatica, denominata proprio Ortab 2000 per le sue caratteristiche e anche l'anno in cui è stata fatta. Dove vendevate le vostre macchine? Ma inizialmente ovviamente si è partiti nella nostra zona, che erano macchine molto richieste. Ci siamo allargati al centro Italia, nella zona di Città di Castello, dopodiché siamo usciti all'estero, siamo partiti dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dopodiché siamo andati in Ungheria, siamo andati in Croazia, Serbia, Polonia. Eravate leader a livello mondiale, possiamo dirlo? Sì, diciamolo francamente, all'epoca, in questo contesto che partiamo appunto dal 95 al 2011, quando c'è stata la caduta del tabacco, così questo crollo del mercato del tabacco, eravamo diciamo i leader, perché eravamo sempre i frautori delle nuove innovazioni portate sul settore. Poi arrivò la crisi del tabacco, diminuirono fortemente i contributi europei, quindi calarono anche le superfici coltivate, con il contraccolpo che ovviamente anche loro, i fratelli Mantovani, dovettero subire. Ma da buoni imprenditori seppero non perdersi d'animo e diversificare ancora di più la loro attività, e quindi rafforzarono il servizio di assistenza e manutenzione, cosa che comunque già facevano, ampliarono la ricambistica. Oggi il loro punto vendita è uno dei più attrezzati nel comparto agricolo, e ampliarono anche il ventaglio delle concessionarie di cui sono diventati rivenditori. In ogni caso, quello che è più veramente importante è che questa azienda è diventata sicuramente un punto di osservazione privilegiato sull'evoluzione tecnologica in agricoltura. E se da un lato mi hanno sorpreso per quello che hanno saputo fare nel tabacco, ci sono anche delle altre macchine che veramente sono addirittura uniche al mondo e che segnano un'altra pagina importante nel mondo dei Mantovani nel comparto agricolo. Mi parli della macchina con i cingoli? Che è una delle pochissime macchine, unica macchina che ha fatto questo sistema TerraTrack così denominato, che miscela la cingolatura in maniera da scaricare la potenza a terra senza danneggiare il terreno, e la normale guida, che è quella delle ruote anteriori del trattore. In pratica il trattore, in questo modo abbiamo due ruote normalissime, con ciò si guida come un trattore normalissimo, solo che nel lato posteriore abbiamo questo sistema denominato, ripeto, TerraTrack, con una cingolatura che ci va a scaricare tutta la massima potenza delle macchine a terra senza fare ulteriori danni, senza schiacciarsi, fare schiacciamenti e altro sul terreno. Questa macchina è sui 230 cavalli e dovrebbe essere sui 100-120 quintali di peso operativo. In media, quanti ettari di terreno può lavorare in un giorno? Dipende dall'attrezzo che si è attaccato, però insomma si possono fare anche 15 ettari al giorno con attrezzi portati per questa macchina. E fino a 20 anni fa invece? Fino a 20 anni fa facevi 1 ettaro al giorno, quando eri fortunato, se no facevi anche meno, poi dipende la lavorazione che si vuole eseguire. Che cosa si controlla con lo schermo? Con lo schermo posso controllare varie funzionalità, posso gestire interamente la macchina. Ad esempio, questa schermata gestisco la velocità della macchina e vedo i parametri di base, ovvero i giri motore e qualche altra piccolezza. Dopo, ad esempio, la particolarità di questa macchina qua è che con la trasmissione a variazione continua
io posso impostare la velocità che più mi piace per andare su strada, ad esempio posso impostare la velocità massima di 50 km/h come prevede la legge italiana, posso gestire lo sforzo del motore, ovvero io dico alla macchina tu dammi questa massima potenza qua perché ho bisogno di questa potenza, senza dover eccedere nei consumi, e quindi mi porta a un risparmio in termini economici a fine giornata. E dopo posso gestirmi i compiti, ovvero dal computer dell'azienda posso dare all'operatore che è sulla macchina, dire vai in questo determinato campo a fare questa determinata lavorazione, gli compaiono qua i compiti da eseguire e lui può dare inizio al compito. Quando ha finito la lavorazione che gli è stata richiesta dagli operatori in ufficio, lui dà fine, in automatico in ufficio vedono che la lavorazione è stata svolta a buon fine. Io con questo joystick multifunzione posso gestire la direzione di marcia, quindi marcia avanti o marcia indietro, posso gestire la velocità sia intermedia che la velocità massima, e anche frenare la macchina spostando indietro il joystick con questo movimento. Perché un doppio comando così allora? Per il comfort a discrezione dell'operatore. Se un operatore si trova più comodo a gestire la macchina con i pedali, quindi è più adatta a un uso per strada, l'operatore la gestisce con i pedali. In campo, se vuole un maggior comfort e gestirla col joystick multifunzione, può gestirla col joystick multifunzione senza alcun problema. Quale sarà il futuro dell'agricoltura? Ma il futuro dell'agricoltura sicuramente sarà determinato dalla tecnologia e i sistemi di lavorazione. Qui però dobbiamo anche tirare in campo chiaramente la gioventù, perché i sistemi di coltivazione oggi e anche di meccanizzazione sono completamente diversi da quando siamo partiti noi 45 anni fa. Io e mio fratello riparavamo, non dico i Landini, che era il classico trattore a testa calda, ma macchine un po' più tranquille. Oggi abbiamo necessità di gente tecnici preparati con la tecnologia, preparati con i computer, con programmi, con innovazioni. Io mi reputo fortunato perché abbiamo sia da parte di mio fratello che due ragazzi che sono entrati, che sono i figli, da parte mia ci sono 3 figli addirittura, perché ho 2 figli in officina e la mia figlia che è la più grande, che gestisce la parte come ufficio vero e proprio, gestisce la parte principale dell'ufficio. Con ciò mi ritengo fortunato in questa direzione. È una soddisfazione, vero? Certamente, credo che se ancora tutt'oggi, malgrado la mia tenera età, che sono in pensione da più di qualche anno, come anche mio fratello, vedere che l'azienda sta ancora proseguendo e sta vedendo ancora del futuro in avanti, credo che sia una soddisfazione per noi importante, sapendo quanti sacrifici abbiamo fatto nel contempo.